Adesso diamo la linea, anzi già è arrivata la nostra Angelica Sepe, Angelita come la chiamano in America Latina, in una bellissima tammuriata nera. Chiama gira, se gira e vota se gira e vota cato chiama cicciondone, cato chiama tempo uscire, chi lo fatta è nira nira con macche. No mia, so vera che è passata, una guardata e a me è rimasta sotto a botta impressionata. Se no guardate se non impressiona va trovando ma che è stata che cogliuta e buona dire, chi lo fatta è nira nira con macche. Dice parlare, me parliamo perché si ragioniamo, chi stai fatta ci spieghiamo. A trovassi no grano cresce, riesce o non riesce, sempre è grano che le cresce. Dillo a mamma me, dillo pure a me. Cicciondona per facire, chi lo fatta è nira nira con macche. Me, dillo a mamma me, dillo pure a me. Quando ho fatto con me chiude, cicciondona per facire, chi lo fatta è nira nira con macche. Ma che meraviglia, com'è bella la canzone napoletana, buongiorno. Grazie. Sono molto contento che lei stamattina sia qui con noi a Uno Mattina. Io volevo farle alcune domande, dunque la prima domanda è questa. So che lei ha cantato in America, a Tokyo, Giappone, ci siamo conosciuti in Brasile, ma è vero che con i soldi che ha guadagnato lei ha aperto questo ristorante? Sì, è vero, ho aperto un ristorante qui a Roma perché volevo comunque ritrovare un po' le mie radici, avevo bisogno di risentire la mia Italia. Bene, lei si occupa di una cosa bellissima, di una cosa veramente straordinaria, ha fondato un'associazione per i bambini abbandonati. Sì, come è nata questa idea? Praticamente il mio amore abitualmente che ho dato alle persone più care, adesso lo voglio dare ai bambini che hanno bisogno di tanto affetto, di tanto amore, specialmente in questo momento di guerra. Ma è vero che sta scrivendo un libro con una giornalista, con Cristina? Sì. Sto scrivendo un libro molto bello, sì, con Cristina Galizia che collaboriamo. È un libro che si intitola Ogni amore al suo sapore. Bellissimo. Ti dice niente questo nome? Beh, somiglia molto a un libro, non so, le donne che non sanno amare, le donne che sanno amare, ma lei è innamorata?
Beh, sono molto innamorata. Ha un uomo? Posso chiederglielo? No, io sono innamorata dell'amore. Ho un uomo, ne ho tanti. Bellissimo, senti le notizie che Non è vero. adesso volevo dare 2 notizie, lei rimane qui con noi. Domani avremo un'intervista bellissima con un grande della musica araba, lui è Khaled, il famoso Khaled. Le piace? Moltissimo. Quello di moltissimo. Aisha, e poi avremo anche, qua c'è una mia foto insieme a Khaled, questo è uno scherzo di Biagini, e poi avremo anche Cher, la famosa cantante americana. Io vi saluto, domani questo grande appuntamento, grazie a lei, passiamo la linea alla nostra diva di Uno Mattina, Paola Saluzzi. Grazie signora. Non ho potuto Grazie a lei. abbracciare Angelica, ma lo farò.